L'albero dai rami di cuore, scritto e letto da Ottavio Costa. Capitolo secondo. Il fantasma dei cieli. Li aveva visti, ogni tanto, non spesso, quei grandissimi uccelli bianchi. Sembravano aquiloni. Erano sicuramente molto, molto più grandi dei comuni gabbiani, delle sterne, delle anatre, che gli capitava di vedere da vicino. L'albatro è decisamente il più grande uccello del mondo. Ed ora, quel gigante dei cieli e dei mari, con le sue goffe ali rattrappite a terra, sembrava un gigante buono, ferito, mentre la banda di Jack continuava a lanciare sassi ininterrottamente. Le pietre, fitte fitte come una grandinata, gli impedivano di spiccare il volo e il gigante buono stava morendo lentamente, con insopportabile lentezza. Ogni pietra una nuova ferita, il suo bel mantello bianco si andava sempre più colorando dei fiori rossi della vita e della morte. Basta, basta, smettetela, il diavolo vi porti! Arrivò urlando Max vicino al gigante dei cieli, giusto in tempo per buscare anche lui una pietra in testa, e mentre un rivolo di sangue chiaro come succo di pomodoro iniziava a segnargli la fronte, Max cadde, riverso, a faccia in giù. Proprio in quel momento, il gigante buono, con un ultimo sforzo di volontà, coprì con la sua immensa ala il corpo di Max, svenuto, vicino a lui, quasi avesse voluto in un ultimo estremo gesto di generosità ringraziare a suo modo il ragazzo accorso impotente in suo soccorso.